Manca solo la firma, ma è questione ormai di pochi minuti, del Ministro Speranza, Ministro della Salute, per questo nuovo DPCM e queste nuove zone rosse, gialle e arancioni. Però, insomma, in Friuli Venezia Giulia, lo sappiamo ormai per certo, sarà arancione a partire da domenica. Cosa vuol dire essere in zona arancione con il nuovo DPCM? Ecco, guardiamo intanto la cartina d'Italia che vedete almeno dalla regia di Pierangelo Buttazzoni e Francesco Snidero. Vedete le tre regioni rosse, o meglio la provincia di Bolzano, la Lombardia e la Sicilia, e poi c'è in arancione, lo vedete sull'estrema destra, il Friuli Venezia Giulia. Cosa vuol dire? Consentiti spostamenti del proprio comune senza autocertificazione, non ci si può spostare però in altri comuni se non per motivi consentiti, bar fino alle 18 e ristoranti solo per asporto, negozi al dettaglio aperti, centri commerciali chiusi nei giorni festivi e prefestivi, chiuse palestre e piscine. Ecco, proprio palestre e piscine chiuse, e proprio in questa prima parte della puntata, in questi primi 10 minuti, parleremo con loro. Allora, da una parte abbiamo Lorenzo Dri, titolare della palestra, e poi Federica Comello, vicepresidente nazionale Assodanza. Mi raccomando, poi non cambiate canale, perché tra 10 minuti ci sarà anche il sindaco di Udine, Pietro Fontanini. Allora, Dri e Comello, come state vivendo questo momento? Buonasera innanzitutto. Buonasera, buonasera, grazie dell'invito. Chiedo direttamente allora al gentilsesso, ovviamente, se me lo concede Dri, faccio la prima domanda a Federica Comello, peraltro anche vicepresidente nazionale di Assodanza, titolare di una scuola di danza di Udine, quindi diciamo sono fermi da tempi immemori, ormai da un anno. Sì, noi siamo fermi, vabbè, a parte inizialmente da marzo, poi ci hanno fatto riaprire a fine maggio, per cui qualcuno si è riattivato per quanto riguarda giugno, luglio, con delle difficoltà enormi, poi ci hanno illuso e quindi abbiamo potuto riaprire a settembre come tutti e fino a ottobre di nuovo chiusi. È difficilissimo, io sento moltissime lamentele da colleghi, appunto perché sono rappresentante vicepresidente nazionale di questa associazione nata per la tutela dei diritti delle insegnanti delle scuole di danza, che sono notoriamente un mondo diverso dalle palestre, però molti di noi sono assoggettati alle regole dello sport e quindi del CONI. Al momento ci è stato detto, appunto, a notizia di oggi, che potremo forse riaprire il 5 di marzo, quindi è davvero una situazione molto molto difficile per tutti. Come è fatta a pagare istruttrici, come è fatta a pagare, diciamo, come vi organizzate, come vi siete organizzate in questi mesi? Allora, diciamo che per chi ha avuto, per chi è un ente, fa parte del CONI, diciamo, quindi come forma giuridica è una SD o una SSD, il ministro Spadafora devo dire che è stato molto, veramente uno dei pochi secondo me che ha aiutato tantissimo. Il problema è che noi appunto come ADI, Assodanza Italia, tuteliamo tutti, quindi tuteliamo anche chi ha la partita IVA, chi è nato come associazione culturale, e in questi ultimi due casi ci sono stati veramente pochissimi aiuti. In ogni caso anche dallo sport e dall'ufficio del governo, pur avendo avuto degli aiuti, è difficilissimo mantenere una struttura aperta con entrate limitatissime, perché ormai tutti noi facciamo le lezioni online che comunque stanno creando una valanga di problemi, soprattutto agli adolescenti più che ai bambini, perché fanno anche la didattica, la DAD a scuola, quindi insomma nel pomeriggio trovarsi a fare le lezioni online di danza diventa sempre più difficile, Certo. diciamo, porle, ma anche mantenere, no, questa situazione. Noi da parte mia, ma insomma anche da tantissimi miei colleghi, stiamo cercando di fare di tutto per mantenere la situazione, ma è molto 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 difficile Molto in tutti i sensi. difficile. E chiedo Sì, la sì. stessa identica cosa a Dri. Intanto potete mandare messaggi 345 99 568 97, qualcuno è già arrivato su Facebook perché la puntata è pubblicizzata anche sui nostri social. Vi siete sentiti tutelati in questi mesi, Dri? Sono arrivati i ristori oppure non sono sufficienti?
Beh, naturalmente non sono sufficienti. Diciamo che gli argomenti secondo me sono due. Su uno si è già espressa molto bene Federica, ovvero nulla di quello che è stato fatto è neanche minimamente sufficiente per coprire tutti gli aspetti economici. Aggiungiamo il fatto che io non mi configuro come associazione, perché non so se lo sapete, ma in Italia c'è questo strano mondo, parlo di palestre, cioè una grossa fetta si configura come associazione sportiva, pur essendo a tutti gli effetti delle società che fanno lucro, giustamente. Io sono una società, un imprenditore, piccolissimo ma un imprenditore, e quindi non ho neanche potuto beneficiare di quei piccoli aiuti, per cui il nulla più assoluto. E questo è un aspetto. L'aspetto sul quale però io amo concentrarmi fin da quando ci hanno chiusi non è il problema, usiamo una frase molto, molto abusata, ma la utilizzo realmente, ma è l'opportunità, cioè purtroppo ci stanno inchiodando a casa, purtroppo i danni, al di là del Covid, che sono danni reali e immediati, quelli che non riusciamo ancora bene a percepire, se non a intuire, sono gli enormi danni sociali, fisici e soprattutto sulle nuove generazioni. Certo. Quindi come sopravviviamo? Con un progetto, cioè la palestra vecchia, tra virgolette, chiude per far posto a un progetto. Ecco, mi sento di dire anche danni psicologici, visto che non vanno anche a scuola questi ragazzi, insomma, gli manca la socialità. Lei come sopravvive? Uso questa parola che è brutta a dirla, però in questi momenti, lei come sopravvive, Dri, a questo proposito? Peraltro so anche che voi avete avuto come un'iniziativa per la sua palestra quella di portare la gente a camminare nel centro di Udine, ovviamente in sicurezza, magari con i propri attrezzi e portarli la sera, insomma, ovviamente all'interno del coprifuoco. Certo, certo. Allora, sopravvivere è appunto il termine corretto, però in questo progetto la palestra esce e quindi lavoriamo al parco. Noi siamo in centro storico, per cui abbiamo la fortuna di vivere una zona piuttosto agevole, per cui abbiamo il Parco Moretti a pochi metri, quindi facciamo delle lezioni, ma sta piacendo da matti l'iniziativa del walking a Udine. Quindi, come giustamente diceva, negli orari consentiti, mantenendo ma neanche rigorose distanze, oltre tipo 4-5 metri tra le persone, la mascherina, ciascuno porta il suo attrezzino o glielo forniamo noi disinfettandolo prima di passarglielo e facciamo un'ora di mix tra camminata, tra l'altro piacevolissima perché al momento stiamo facendo dalle 7 alle 8 di sera ed è una meraviglia la città, purtroppo deserta, purtroppo, ma per chi cammina è il paradiso. E fermandoci, ad esempio uno dei posti preferiti è via Mercato Vecchio, dove nella solitudine facciamo una ginnastica, facciamo 10 minuti di ginnastica, 10 di camminata e così via. Questo piace molto, ecco, e aggiungeremo altre iniziative, per cui per chiudere questo discorso, la palestra non è più una struttura chiusa, ma deve diventare un qualche cosa che accompagna a casa, online, piuttosto che all'aperto, le persone. Magari ci sarà un nuovo modo di creare anche una nuova professionalità come Ello, magari più avanti, un modo di portare avanti la danza anche in un altro modo, avete scoperto l'online, però certo non può essere sufficiente in questo momento. Assolutamente, beh, noi fino a fine novembre, finché non siamo arrivati in zona arancione, abbiamo comunque fatto i corsi anche all'aperto, perché io ho la possibilità, insomma, qua anch'io siamo vicini io e Lorenzo come struttura, siamo in pieno centro a Udine, però sì, al di là di queste nuove previsioni che comunque ognuno di noi si deve reinventare, soprattutto l'importanza secondo me è tenere in qualche modo i ragazzi vicini, cioè farli sentire non soli, perché come dico, i bambini anche più piccoli fino alle medie riescono ad andare a scuola, hanno un minimo di socialità e di rapporto umano con i professori e con i maestri che siano. Gli adolescenti, quindi dalla prima liceo in poi, sono nel marasma più totale e se hanno delle passioni è giusto in qualche modo sostenerli in tutti i modi, ma non solo per la passione in sé, ma soprattutto per il loro benessere psicofisico, perché qua stiamo rischiando che i ragazzi anche psicologicamente ne risentano tantissimo. Ecco, questo penso che anche Lorenzo sia concorde con questa mia teoria. Allora, noi adesso sto leggendo una notizia, peraltro non ancora ufficiale, magari tra poco la cercheremo di dare, qualcosa che ha a che fare con le scuole,
il TAR avrebbe sospeso l'ordinanza di Federica che aveva sospeso le scuole in presenza alle superiori. Questa sarebbe una prima notizia, però adesso dovremmo andare a controllare, ci sono dei firmatari di questo ricorso, vedremo insomma se veramente c'è l'ufficialità, magari lo controlleremo tra pochi minuti, restate in onda, mi raccomando. Cosa chiedete, adesso l'ultima domanda che le faccio a entrambi, cosa chiedete a questo punto? Tra poco abbiamo anche il sindaco di Udine, Fontanini, siamo anche fortunati insomma, che ha accettato il nostro invito. Cosa chiedete magari a un politico vicino come Fontanini, visto che è il sindaco di Udine, magari per portare la vostra voce all'esterno? Ecco. Dri. Allora, al di là degli aspetti economici sui quali è inutile soffermarci perché ogni categoria, ogni persona ha le sue, sarebbe molto di grandissimo aiuto, condividendo anche quello che diceva Federica, cioè l'enorme problema dei ragazzi, degli adolescenti, ma degli adulti e degli anziani, perché non c'è categoria che non sia colpita. Se il Comune potesse supportare, aiutare tutto ciò che si può fare all'esterno, che sia al parco, che sia in città, che sia in periferia, è nostro primo interesse mantenere la massima sicurezza e tutela, quindi riuscire a portare l'attività motoria, io non dico nelle case delle persone, ma il più possibile fin quando non ci si può ritornare ad allenare in palestra, che peraltro, apro e chiudo una parentesi, è uno dei luoghi più sicuri. C'è uno studio fatto in Inghilterra nei mesi scorsi di larghissima scala che ha dimostrato come l'incidenza di queste problematiche sia molto inferiore tra le persone frequentatrici delle palestre. Detto ciò, ecco, che cosa chiedere? Un aiuto per fare in modo agevole e semplice attività all'aperto, perché altro non abbiamo al momento. Lo chiederemo. Dopodiché si vedrà. Comello? Velocissima, 30 secondi. Sì, mi associo assolutamente a quello che ha detto Lorenzo, e a tale proposito velocissimamente dico anche che a novembre avevo fatto una domanda al sindaco Fontanini, all'assessore Cigolotti, eccetera, perché volevo fare una proposta proprio di festival all'aperto delle scuole di danza sempre associate a Danza Italia, e proprio oggi mi ha risposto l'assessore Cigolotti ringraziandomi eccetera e dicendo che sicuramente in primavera potremo farlo, per cui insomma speriamo di avere questo tipo di aiuto. Questa buona notizia, insomma, in modo da portare fuori appunto il vostro mondo, e un grosso in bocca al lupo da parte mia, da parte di tutta la redazione. Grazie mille. Grazie mille. Grazie. Bene, allora io intanto auguro buona serata ai nostri ospiti, pubblicità e poi appuntamento con il sindaco Fontanini e ultime novità che riguardano la scuola. Restate incollati al teleschermo. Eccoci nuovamente in diretta con Screenshot, le cose si evolvono di minuto in minuto. Vi avevo detto che esiste questa sospensione da parte del TAR dell'ordinanza di Federica che aveva sospeso le scuole in presenza, le superiori, fino all'inizio di febbraio, o meglio al fine di gennaio. Abbiamo Mario Zorzut che abbiamo ieri contattato con uno dei genitori, se ha preso questa notizia, se è vera e se cosa ci dice. Mi sente? Sì, vi sento. Sì, è vero, anche a me risulta che è stata sospesa l'ordinanza. Direi che è un buon risultato, nel senso che così almeno si stabilisce il principio che i ragazzi sono prioritari e vanno salvaguardati. Dispiace dover ricorrere al TAR, ma d'altronde in questo anno le abbiamo provate tutte e quindi ci hanno lasciato l'ultima carta da giocare, insomma. E siamo un gruppo di genitori molto contenti di questo, insomma. Va bene, a questo punto la vostra prossima mossa è proprio di chiedere, di fare in modo che non ci sia adesso altre gabole, altri movimenti burocratici affinché insomma non vi portino i ragazzi di nuovo lontani da scuola, ecco. Premerete ancora di più su questo. Sì, esatto, sul rispetto di un principio. D'altronde l'hanno detto anche, lo stanno ripetendo a chiare lettere anche gli psicologi, confinare ragazzi fa male e bisogna smettere di farlo, ecco. Quindi direi che è un buon risultato per questo. Va bene, grazie Zorzut. Grazie a voi. Grazie. Bene.
Allora, abbiamo tolto qualche minuto di tempo, ma siamo dentro la notizia, abbiamo tolto al sindaco Fontanini, grazie per averci raggiunto e aver accettato l'invito. Grazie a voi, sono qua. Magari un primo commento a caldo, visto Ma che l'ha primo sentito. commento a caldo è un po' contraddizione questa cosa qua, no? Perché noi siamo entrati, anzi entreremo domani sera in zona arancione e quindi significa che i locali dovranno chiudere, non dovranno aprire, in pratica molte attività saranno compromesse nel loro svolgimento, le scuole invece riaprono. Sì, le cose non è che marcino nello stesso senso, no? Anche perché il problema sono legati Ci sono tanti di controsensi. Beh, certo, a questo punto penso che i ristoratori potrebbero fare anche loro ricorso al TAR contro il governo e magari per far annullare una cosa un po' difficile perché il DCPM penso che il TAR non abbia la competenza per poterlo annullare, ma in ogni caso il problema tocca tante categorie, certo la scuola ha sofferto, soffre in questo periodo, però ricordiamo che molti ragazzi seguono le lezioni a distanza, cioè gli insegnanti, stiamo parlando delle scuole di secondo grado, quindi i ragazzi che hanno dai 15 anni in su frequentano in pratica a distanza le lezioni che vengono svolte. Adesso con questo ricorso probabilmente verranno riaperte le lezioni, però tenete presente che sarà il 50, massimo 70% sì, parliamo di superiori, in presenza e non tutti. Poi c'è il problema dei trasporti, che è una cosa molto delicata. La Regione si è attrezzata anche insieme ai prefetti per organizzare i trasporti, però soprattutto verso Udine la cosa non è molto semplice perché ricordo che ogni giorno gravitano su Udine più di 12.000 ragazzi che arrivano da tutta la provincia per frequentare in pratica le scuole superiori della città. Sì, peraltro il problema non è, mi sento di dire, magari fare arrivare direttamente le corriere, peraltro l'assessore Pizzimenti aveva cercato anche di aumentarle, provenienti da fuori, da San Daniele piuttosto che dalla Tisana, quanto portarle all'interno del ring udinese non si può aumentarle, la SAF non è che può aumentare, arriva a Udine, adesso non so come si chiama, ma non può aumentare per intasare poi il traffico ulteriormente. Sì, ma intanto questione di traffico, mancano i mezzi probabilmente, sì. mancano gli autisti, cioè la cosa non è molto semplice, in ogni caso ci sarà un numero maggiore di corriere, quindi si cercherà di tutelare durante il trasporto la distanza e si devono raccomandare ai ragazzi di tenere sempre la mascherina perché è la cosa più importante per evitare il contagio, perché purtroppo il virus sta continuando a colpire tante persone. Oggi i dati non sono molto buoni, anzi sono abbastanza preoccupanti. Ecco, infatti noi l'avevamo sentito abbastanza preoccupato, inizio settimana avevamo letto sui social, lei esprimeva tutta la sua preoccupazione che è rimasta tale quale anche adesso. Anche adesso, anche oggi abbiamo avuto 30 decessi e soprattutto l'indice di contagio è ancora alto. La cosa ci lascia ancora preoccupati, lo ha detto anche il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, che è un friulano, ha detto che purtroppo la nostra regione non sta andando molto bene. Allora bisogna essere prudenti, ripeto, il governo ha deciso di metterci in zona arancione, quindi le misure restrittive aumenteranno, quindi non bisogna pensare che adesso se si riaprono le scuole che tutto va bene, anzi la situazione è ancora di grande attenzione, avremo 2 settimane davanti di grande impegno per contenere questa pandemia, per contenere la diffusione del coronavirus che colpisse non i giovani, perché dobbiamo anche qui essere onesti, no? Sappiamo che purtroppo i decessi sono, i protagonisti purtroppo delle morti sono le persone anziane. Ma i giovani possono essere veicolo comunque. I giovani senz'altro sono veicolo, però a loro se vengono colpiti da questa influenza, insomma, le conseguenze non sono pesanti come purtroppo per le persone anziane. Certo, e domani comunque siamo in zona gialla, non è che rivediamo di nuovo i varchi, avete pensato a questo? Non sa mai che ci sia magari domani l'ultimo giorno, che la gente si possa concedere quel qualcosa in più pericoloso e magari si può portare tanta gente in centro, magari classico ultimo aperitivo. Ma io spero di no, io spero che la gente sia prudente, anche se oggi in città c'era parecchia gente. C'era gente, per quello ho fatto questa
domanda. C'erano anche molti giovani, soprattutto giovani, perché sentono insomma di trovarsi assieme, di frequentare la città, però attenzione perché chiaramente siccome domani è l'ultimo giorno di zona gialla, che non si facciamo insomma queste happy end di una situazione che chiaramente non favorisce il contenimento di questa pandemia da coronavirus. Senta, le chiedo in questi ultimi 4 minuti, magari anche è ovvio che bisogna anche parlare non solo del presente ma anche del futuro, avete fatto il giro di boa anche come amministrazione comunale, insomma questi 2 anni e mezzo che ci separano dalle prossime elezioni, che cosa vuole regalare alla città di Udine? Quali sono i progetti che ha in mente? Ma io ancora continuerò con questi lavori che sono anche lavori semplici, quindi asfalti, marciapiedi, poi questo salto che abbiamo fatto di qualità per quanto riguarda la situazione ambientale con la raccolta è arrivata anche oggi porta a porta, veramente. Siamo i primi in Italia, ecco vorrei dirlo ai cittadini di Udine, guardate che ci hanno premiato, un istituto statale ha fatto la graduatoria dei capoluoghi di regione, ci hanno messo capoluogo di regione, ma insomma le città più importanti d'Italia siamo la migliore, siamo primi per quanto riguarda le tariffe, abbiamo la tariffa più bassa in Italia per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti e siamo tra le migliori città anche per quanto riguarda la raccolta differenziata. Quindi lo sforzo che sta facendo l'amministrazione insieme a tutti i cittadini ci sta premiando con questa tariffa bassissima e io spero anche con ulteriori riconoscimenti come questo che sono venuti. Poi ci sono le opere significative che stiamo realizzando, facciamo questo benedetto ascensore su per salire al castello, partirà da piazza Primo Maggio attraverso il tunnel del vecchio rifugio antiaereo e poi all'interno si salirà, come anche recupereremo l'ex scuola Percotto in largo Ospedale Vecchio per realizzare degli uffici comunali anche per non pagare affitti in giro per la città e poi le opere che abbiamo fatto in questo periodo che sono la manutenzione, le cose importanti per quanto riguarda i cittadini che vogliono una città sempre più bella, sempre più attrezzata per tutti i servizi. E ci vorrebbero 10 anni per fare questo. L'importante è non mollare e continuare. La mia è una provocazione. Noi mettiamo 10 anni per chiedere se voleva fare il doppio mandato come Federica. Ogni anno un po' di milioni per fare queste manutenzioni, è importante continuare con questi lavori che sono importanti. Interessante la cosa che diceva prima Dri, questo gestore di palestra, che si è spostato dalla palestra perché non può svolgere la sua attività ai spazi aperti. Anche qui sul Parco del Cormor stiamo lavorando per convincere i militari a permetterci di attraversare la loro zona e magari speriamo anche che ce la donino per collegare in pratica il Parco Moretti con il Parco del Cormor su a nord, quindi permettere alle persone di non prendere la macchina per salire su al Parco del Cormor, ma partire proprio dalla città, dal centro città e salire facendo una bella corsetta, una bella passeggiata e arrivare al Parco del Cormor. Come stiamo anche investendo sul Parco del Torre, investendo sulle piste ciclabili, che sono un'altra alternativa all'uso dei mezzi a motore, quindi tutte scelte ambientali, ecologiche che la città sta facendo per migliorare la qualità della vita. Lei non aveva accolto quando le ho detto che ci volevano 10 anni? Beh, ci vogliono senz'altro non solo 5 anni, ma anche 10, vabbè, vedremo insomma le cose. Intanto l'importante è... qualcuno se ne già spinto dicendo che si ricandida, ho detto non sa mai. Lavorare per fare il bene della città, questo è il mio compito, senz'altro per questi 5 anni. Poi vediamo che cosa succederà anche per i prossimi 5. Senta, invece che idea si è fatto del governo? Ma non del governo attuale, di quello che ha combinato Renzi, quello che sta succedendo. Le cose, siccome ho una certa esperienza di quel di Roma, perché ho fatto anch'io il parlamentare, so che i parlamentari sono molto legati alla loro, come si dice, poltrona e quindi è difficile che rinuncino alla possibilità di trovare una nuova maggioranza con queste alchimie di questi responsabili che adesso arrivano all'ultimo momento. Una volta erano dei voltagabbana, adesso sono delle persone che salvano il Paese. È chiaro che è un governo debole, un governo che non nasce
da un mandato popolare, da un mandato dei cittadini che li hanno votati, nel senso dovete portare avanti quel programma, ma sono dei trasformismi che secondo me non allungano molto la vita della legislatura e penso anche la forza nel poter fare certe cose, prendere determinate decisioni. Quindi ci stiamo ancora avviando a una situazione penso difficile, anche se non si andrà subito a elezioni, però penso che le cose non saranno molto semplici per chi deve prendere decisioni importanti per tutto il Paese quando ha una maggioranza che non è un risultato di un'elezione, ma è il risultato di un trasformismo all'interno della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Insomma, noi vedremo di tutti i colori, proprio di colori ci stiamo abituando poi. Grazie al Sindaco. Grazie a voi, grazie. Mi raccomando ai cittadini, teniamo duro perché questa benedetta pandemia, questo benedetto coronavirus si combatte senz'altro con la vaccinazione, vaccinandoci tutti, però dobbiamo aspettare perché i vaccini devono arrivare, bisogna organizzarsi ancora bene. Nel frattempo dobbiamo mantenere tutte le regole che ci permettono di stare in sicurezza e di cercare di rallentare la diffusione del virus. Perfetto, grazie per questo ultimo appello del Sindaco Fontanini. Noi ci vediamo domani con il nostro notiziario e poi prossima settimana sempre con Screenshot. Grazie, arrivederci, buona serata.